Daydream anticipazione episodio 118. Jeanne e Sanem si rivedono dopo un anno. Il mattino successivo Sanem, Gégé e Muzaffer fanno colazione, mentre Deren cerca di raggiungerli lungo la strada di campagna piena di fango. Anche zia Remide e Aziz si incontrano per condividere la colazione. Lui le annuncia di aver venduto la compagnia a un prezzo modico e Remide ne è sconvolta perché sa che egli ha lavorato tanto per quell'azienda. Aziz vuole conoscere i suoi nuovi soci. Proprio durante il viaggio l'uomo viene contattato da Jeanne che gli comunica che sta per andare a Istanbul per incontrarlo. Arrivano alla casa di Sanem e si scopre che gli acquirenti dell'agenzia sono Gégé e Muzaffer. Deren è molto felice di ritrovare il signor Aziz, mentre Gégé gli spiega che anche Sanem è loro socia. Aziz, entusiasta di loro, decide di essere loro socio. Zia Remide ne è molto emozionata perché tale situazione può favorire il ritorno di Jeanne. La zia intravede poi Sanem da lontano e la chiama a gran voce. La ragazza le va incontro e saluta lei e il signor Aziz. L'uomo le dice che ha sentito dire tante belle cose su di lei, pertanto vuole ringraziarla e congratularsi. Mentre parlano, Aziz riceve un messaggio da Jeanne e Sanem, sentendo il suo nome, li lascia per andare a fare una passeggiata. Intanto anche Jeanne giunge alla tenuta di Sanem, ignaro della verità. Deren e Gégé sono molto felici di rivederlo e anche Muzaffer gli stringe la mano. Lui e il padre si abbracciano. Jeanne chiede come mai si trovino tutti lì. Gli comunicano che quella è la casa di Sanem. Jeanne allora si allontana e dice di doversene andare, ma nel ritornare alla sua barca si imbatte proprio in Sanem seduta sul molo. Lei, appena lo riconosce, è sconvolta e fa per andarsene, ma lui la chiama, così si ferma e gli chiede perché sia tornato. Entrambi sono visibilmente provati. Jeanne le dice che è lì per il padre e non sapeva che lei fosse a Istanbul. Sanem gli dice di far finta che lei non sia lì e di tornare da dove è venuto. Poi lei ritorna a casa, dove Gégé e Muzaffer le comunicano che Jeanne è tornato. Sanem risponde che lo sa e che lui se ne sta andando di nuovo. Gégé allora lo raggiunge e lo obbliga a non andarsene, inventandosi che Aziz non sta bene perché si è sentito male. Jeanne torna indietro e si incrocia con Sanem, le dice che il padre sta male e lei lo informa che è sdraiato in salotto e che sta andando a preparare il tè. Jeanne vorrebbe portare il padre in ospedale, ma Aziz non vuole, affermando che questi episodi rientrano nella normalità. Jeanne parla con lui, gli dice che è dispiaciuto per tutto e che si sente responsabile per l'accaduto, ma Aziz gli risponde che l'azienda è il suo tutto e finché vivrà farà di tutto per riportarla come prima. Zia Remide, Gégé e Deren confabulano in auto per far credere a Jeanne che il padre stia male, così lui non se ne andrà. Gégé, come al solito, va nel panico al pensiero di dover mantenere un segreto. Intanto Leila e Mirré si incontrano con una coppia di amici al ristorante e raccontano di essere appena tornati da una vacanza, ma anche che sono alla ricerca di un lavoro. Mentre sono lì, Jeanne telefona a Mirré e Sanem a Leila. Sanem dice alla sorella che Jeanne è tornato, che l'ha dimenticata, e Jeanne dice la stessa cosa. Poco dopo i due fratelli si incontrano e si salutano con un grande abbraccio. Leila invece saluta Jeanne in modo piuttosto distaccato e raggiunge la sorella su un molo. Sanem si sfoga con Leila. Jeanne e Mirré si spostano nella camera di Aziz. Gli uomini di Vit si sono finalmente riuniti. I ragazzi vorrebbero far trasferire il padre in una casa con giardino, ma Aziz insiste per rimanere lì, l'unico posto dove si sente bene e dal quale vuole rimettere in sesto l'agenzia. Leila va a trovare Aziz che l'accoglie davvero come una figlia. Dice che Mirré non poteva fargli un regalo migliore di lei. Chiede poi a Jeanne come si chiami la donna di cui è innamorato, ma Jeanne non risponde, intento a fissare Sanem. Lei si allontana e lui la raggiunge in giardino. Lei gli chiede nuovamente perché sia lì e gli dice che le ha distrutto il cuore e non sa come abbia potuto tornare di nuovo. Lui, d'altro canto, le chiede come abbia potuto non fidarsi di lui e credere a una bugia che tuttora sussiste. Jeanne aggiunge che l'amore l'aveva trasformato in una brutta persona. Lui l'ha dimenticato e dovrebbe farlo anche lei. Sanem risponde che pure lei ha dimenticato cosa sia l'amore. Jeanne le dice che lui è morto, è stato ucciso dalla sua mancanza di fiducia. Sanem infine assicura a Jeanne che il padre potrà rimanere lì finché vuole. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!